Prosegue la corsa nella kick-off in testa alla classifica di Serie A femminile. Oggi però c'è una brutta gatta da pelare, il Real Grisignano con 16 punti in classifica che vuole continuare nella sua corsa verso le grandi piazze nella classifica. La kick-off però arriva da 9 risultati utili consecutivi. Questo è il palazzetto dello sport di San Donato Milanese. Questa è kick-off Real Grisignano, 10ª giornata. Buon pomeriggio a tutti gli appassionati di futsal da Peppe Di Giovanni. Si giocherà il turno sia il 23 che il 30 dicembre. Occhio a Fernandez, il primo squillo della partita è per Fernandez e per il Real Grisignano. E mi raccomando, mettete mi piace, un cuore. Iturriaga prova ad andare, tocca per Troiano, sballonzola sulla linea la palla. Nelle tentato la Vanin, riuscito in qualche modo, scivolata di Troiano, non c'è fallo, ancora Grisignano, Prando in porta, ancora Iturriaga, vantaggio Grisignano, era Sara Iturriaga, non ce la fa Azza a tenerla sulla linea di porta, passano le Venete, anche con merito, gol dell'ex Sara Iturriaga 1-0. Abbiamo visto tanto futsal, peraltro molto scorrevole. Occhio a Turetta, ancora con la stessa imbucata che arriva dal primo secondo. La rimessa però forse è quella del Grisignano, non secondo l'arbitro. Az, male per Pesenti che rischia. C'era Iturriaga. Incredibile, incredibile. Angelica Di Biase non stoppa questo pallone. Succede l'incredibile, un passaggio all'indietro. Ci eravamo distratti anche noi. Su un gol, francamente da mai dire gol. Vanin! C'è sempre lei nei momenti più difficili, 17 in campionato. Non è successo niente, 1-2. Nona, tutto schierato il Grisignano. Di tacco Guti, Viera in porta, palo pieno. Sbaglia Pesenti, c'è Iturriaga di esterno, a Di Biase, poi Troiano, grande chance, Troiano, Iturriaga! Doppietta dell'ex di Sara Iturriaga, altro break Grisignano, 3-1, partitasso di Iturriaga. Viera, Guti, pensa al sinistro, dentro Vanin! Il futsal si mette l'abito da sera con Deborah Vanin, tacco meraviglioso, 18 in campionato, 2-3. Se la riprende Fernandez sarà una partita ancora più bella di quella che abbiamo visto nel primo. Il destro di Prando trova Angelica Di Biase, superazione in contropiede del Grisignano, ampio spazio a fine partita grazie alla collaborazione di tutti gli sponsor. Gran triangolo largo, Viera verso la porta e Nona entra con la palla e fa 3-3. L'estirata di Nona, Navarro, Saez, 3 pari. Ha capito tutto Az che le scippa il pallone. Nona, Vanin si allarga e riceve Viera, c'è Az, Viera, la pettina, Az, palo esterno. Iturriaga in mezzo a tutte, passa, poi c'è Troiano, che partita, adesso sono lunghissime le squadre, Troiano fino in fondo, Troiano, Di Biase e poi rovesciata Nona. Nona, cost to cost, come sempre, va a Nona, passa benissimo su Vanin, Vanin dentro per Nona, poi Viera, ballonzola la palla, Viera non ha più lo spazio per calciare, 3 su di lei, tallonata, Viera esce dai blocchi, chiusa, mamma mia che altra grande occasione per la kick-off, 92 in diretta per seguire la grande partita. Nona, Nona, trova l'angolo lontano con un'invenzione incredibile. 4-3 kick-off, rimonta completata e standing ovation per Nona, Navarro, Saez. Vuole la verticale, Guti, si aggrappa a Troiano, Viera in faccia a Famà che sta giocando un grande secondo tempo. Io non so come Guti sia arrivata con quella scivolata sulla palla. E riparte 3 contro 2, c'è Az larga, Turetta va a chiudere la verticale, brava Turetta qui in inferiorità numerica, Az però lo spazio, ancora Az per Viera, incredibile. Incredibile, a 1 centimetro dalla porta. 4 minuti e 10 alla fine della partita. Viera vuole andarsene, sombrero di Viera, Famà, miracolosa, mamma mia che invenzione di Viera. Viera di esterno, dentro per Az, ancora per Pesenti, tutto sul perimetro, tutto bellissimo, manita kick-off, remontata stracompletata, Caroline Pesenti, 5-3. Riparte Az, lascia Viera, Viera se ne va, c'è Prando in porta, viene Az, Az, Prando, come se fosse Famà, incredibile Prando. Verticale su Fernandez,
non hanno spazio per andarsene, la protegge su Guti, Iturriaga! Un'altra perla di Sara Iturriaga, hat-trick, mamma mia, 4-5. Ricomincia da Dalita 0, 23 secondi, male Iturriaga col tacco, la prende Viera, la porta è vuota, c'è Pesenti, recupera Brando, tocco per Viera, autostrada Viera! 6-4 di Sofia Viera a 15 secondi dalla fine, forse è finita qui. Monica, ti avevo detto che saresti dovuta venire per forza qui perché la forza di questa squadra è anche la solidità difensiva. Oggi forse è stata la partita più complicata di tutto il campionato, esclusa la sconfitta alla prima. In cosa il Grisignano vi ha messo in difficoltà più degli altri? No, secondo me loro hanno tanta grinta, secondo me oggi correvano come delle matte e quindi la nostra forza secondo me è la difesa, prima cosa. Io e i Guti che siamo quelle più difensive, però la nostra squadra tutte difendiamo insieme, pure quelli che attaccano, no? E quindi oggi loro ci hanno messo un po' in difficoltà, siamo andati sotto 2-0. Però poi abbiamo recuperato con il nostro gioco e con calma. Eravamo un po' nervosi all'inizio, però poi dopo, piano piano, poi Nona si è scattata, acceso il motorino e Ecco, mi hai dato un assist e ti potrei proporre al commento delle prossime partite perché questa intervista è doppia, stranamente, con Nona. Nona, ti chiamano Nona cost to cost i tifosi, perché? Perché parti dalla tua area e arrivi nell'altra area. Come fai? Spiegaci il tuo segreto. Questo le scarpe Ioma che vanno veloce. Sì, ho cambiato scarpe e niente. Voli con queste scarpe? No. No. Il campionato non era iniziato almeno a livello realizzativo come ti aspettavi, adesso però i gol stanno arrivando e il tuo contributo è arrivato a essere come forse anche meglio dell'anno scorso. Sì, bueno, anche per me fare gol non è una cosa no, è prioritaria. Per me è più 3 punti che fare gol. Allora va bene per la squadra, siamo prima, con quello già basta per me. Siamo prime, dice Nona. Monica, adesso non vi potete più nascondere, Riccardo mi dice sempre siamo al 60, al 70, 80%. L'obiettivo dichiarato anche in base al risultato dell'anno scorso è vincerlo questo campionato. Sì, sicuramente l'anno scorso siamo arrivate in finale, no? È mancato così, però per dire, per Russo non siamo mai va bene, cioè dobbiamo essere perfette, quindi penso che adesso abbiamo il lunedì di riposo, no, così poi ci pensiamo al Breganze che è la prossima, giusto? E la prossima il 16. Qual è l'avversario che temi di più da quello che stai vedendo? E la partita con la Florenza, che sarà l'ultima del girone d'andata, può essere quello un ulteriore step verso una maturità che già avete, però dimostrare contro una squadra, la Florenza, che vi sta addosso di essere più forti? No, sarà una partita durissima, penso che anche loro non hanno iniziato bene, però anche noi e alla fine il nostro obiettivo è finire questo girone di andata al primo posto, però con calma. Alla fine con il Montesevano abbiamo perso, per me è una grande squadra, però noi adesso piano piano stiamo salendo ogni partita e stiamo arrivando a quello 80%. Il Russo dirà che saremo al 60-50, però stiamo arrivando. Riccardo, forse la partita più complicata della stagione, vi hanno messo in grande difficoltà e ti chiedo, da inesperto, le imbucate del Grisignano vi hanno dato fastidio dall'inizio alla fine? Perché non abbiamo rispettato il nostro protocollo difensivo, quindi le spalle non le dobbiamo prendere. Perché? Perché tecnicamente magari ci metti il piede piuttosto che non ti prendi il margine giusto di distanza, a seconda se la giocatrice è più forte o magari tu in quel momento sei. Quindi sono quelle le 3 regole d'oro per non prendere le spalle, non mettere il piede, stare sempre pronto e la difesa in continuazione. Quindi l'abbiamo presa, evidentemente sono errori individuali quelli. Sono errori individuali, però questa squadra in un modo o nell'altro riesce sempre a vincere e questa è la forza delle grandi squadre. E questa, giustamente come dice Vanin, 18 in campionato, la forza delle grandi squadre, cioè saper vincere anche quando non sei al top, non giochi bene, sbagli il primo tempo. Siete entrati nel secondo tempo con una furia, io non so cosa hai detto nello spogliatoio. No, ma sono stato molto tranquillo. Il problema è che adesso ogni partita sarà sempre più, devi alzare sempre il tiro. Questa squadra è molto autostimata adesso, no? Il Grisignano lo sapevamo che venivano forti. Noi non abbiamo
beccato subito la chiave per non uscire da questa difesa di cambio e quindi poi questa cosa un po' l'abbiamo aggiustata dal primo e secondo tempo.